Mi fa i dispetti. Non vuole che esca. Su, aiuta. Ti piace? Con quello che mi ha dato papà non potevo certo fare di più. Hai fatto miracoli. Mamma mia, quanti bottoni. Se un uomo dovesse slacciarli... Olga! Beh, capiterà un giorno all'altro. Ma come? Non sei ancora pronta? Invece di farla chiacchierare. La solita brontolona. È colpa sua, Milly, se Miette non si decide a crescere. La smetta di trattarla come una bambina. Lei, Olga, non lo è più certamente, è una bambina. Oh, certo. Io ho 24 anni. Una befana addirittura. Niente. Tuo padre ti prega di non rientrare troppo tardi. E vai a salutarlo prima di uscire. Va bene, ma adesso lasciaci in pace. Se fosse ancora viva la tua povera mamma. Milly, Ah, questa sarebbe la ricompensa. Dopo che per tanti anni... su, dammi un bacio. Non mi compri con le tue smorfie, Ma sai? il bacio te lo do lo stesso. Oh, questo è il professore. Avrà trovato una matita fuori posto perché gli ho spolverato la scrivania. Chiamami se hai bisogno di aiuto. Ci vuole tutta la mia pazienza. Mi faranno santa. Santa Milly, martire di casa Almadi. Grazie. Il tuo abito è davvero splendido. Sì, me l'ha fatto lei che... Quella sartina è innamorata del tuo Giannetto. Finiscila. Il mio Giannetto. Ma se quando ti guarda non ha neppure il tempo di parlare, fra un sospiro e l'altro. Ma è un lattante. Oh sì, hai ragione, è un lattante, che fra poco sarà nominato ufficiale effettivo. La stoffa sì che è splendida. Me l'ha regalata Corez. E tu hai accettato? Avrei dovuto rifiutare? Fai la cinica per scandalizzarmi. Niente, quando ti deciderai a vedere il mondo com'è, tu soffrirai molto, te lo dico io. Questo è Giannetto. Ah, ieri mi ha detto che sarebbe venuto a prenderci con un amico. Chi? Dovresti indovinarlo. Michele Adam, l'aiuto direttore del teatro Andrassy. Ma se lo conosco appena. Beh, quando lui parla di te. Ho capito. Mi ama pazzamente anche lui. Prego, prego.